l'ultima volta che in realtà questi non so cosa potrebbero essere questi. Io ho pensato a degli aculei oppure a non so delle pinne di un pesce. No, non li vediamo, è domenica. Ah, ok. Oggi è domenica, purtroppo non c'è nessuno. Ok. Utilizzati perché in realtà li conosco tutti. Venite pure avanti sul piano, sicuro. Noi rimaniamo sul piano. Dovete anche stare qua. Prego, venite pure. Buongiorno. Buongiorno. Si lavora? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Qui mamma sarebbe impazzita, le stoffe. Il libro delle... Ah, è qua? Il libro delle stoffe. No, l'ha preso Carola perché anche lì giù vuole spiegare appunto la differenza, ma anche qui ce ne sono altri. Sì, sì, ho visto, però ti ho lasciato un libro. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Prego, venite avanti, per favore. Da questa parte. Prego, da quella parte. Prego, di qua. Ti avevo detto che qua c'è il tavolo da taglio. Anche io. Troppo. Là c'è il tavolo da taglio, signori, là in alto. Qua abbiamo le macchine da cucito con le manne. Qua si lava, c'è la lavanderia. Esatto. Senza parole per la magnificenza. Prego, venite avanti, per favore. Sono due bambini a piede libero. Oh, che bello, guarda papà. Siamo nell'armadio? Siamo nell'armadio. Esatto. Cabina armadio. Che ovviamente nasce nel 1993 e questa è soltanto una piccola parte. Perché ovviamente questo è un piano, nei piani successivi ci sono due uffici, successivamente Bravo, si può Giuseppe. far sì che anche gli ultimi È bloccato piani tutto. facciano parte del magazzino costumi. Ok? Ovviamente tutte le modifiche vengono segnate in questi cartellini. Andiamo avanti, potete fare le foto, io vi dico. Grazie Stefano. È un po' delicato. Si alternano, sono sempre due case, quindi si alternano. Possono scambiarsi. Ah, si scambia, esatto. Allora, benvenuti nella sala regia, questa è la sala dove si fanno le prove di regia. Tutti questi nomi sono molto riconosciuti. Ricontrollare tutto, perché qui ci stanno centinaia di persone, compresi gli ospiti, che quando non ci sono le barriere possono visitare il scientifico. Perciò per 3 mesi il teatro è bloccato in questa sala. È bloccato perché c'è una vita che stiamo, ho fatto vedere questi cartelli che ci sta. È il momento di cambiare. Anche perché nel gruppo precedente abbiamo avuto la fortuna di avere uno dei progetti del teatro che ci ha raccontato per esempio il motivo per cui si è occupato di Casura, che tra l'altro è il figlio di un poeta mesurese molto noto e che ha firmato Per trovare il colore giusto
fino a che non è quello che desidera il costumista. Questo invece è Sheridan, un costumista inglese. Abbiamo anche degli esempi del trucco. E quest'opera è uguale, diciamo, questo costume è uguale a vuole essere sott'acqua e quindi abbiamo anche un altro personaggio che è molto affascinante. Questi sono costumi di Fidelio di carta, fatti proprio di carta. Chiaramente sono doppiati da una gazza molto molto leggera. Questo è l'abito di cui parlava. Perché l'ha realizzato una nostra sarta che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato i soli 2 mesi. Una persona meravigliosa, forse avete visto la foto sua nei corridoi. Qui vediamo invece quel personaggio che vi dicevo che si chiama Ondino, una specie di mostro con la coda che vaga per questo mare. Questo invece è l'opera dello schiavo, la Bohème, quindi un classico, Cherubins è una sempre legata, l'avete